Un esercito si stima di 300 nuovi profughi verranno accolti qui a Resana, in via Cazzane 24, nella tendopoli che verrà allestita in questo piazzale, proprio accanto alla Baraccopoli, già centro di prima accoglienza di extracomunitari. Un blitz dello Stato, così per l'ex assessore all'inserimento di migranti, che punta il dito contro la decisione del commissario prefettizio, che definisce il braccio lungo del governo. Fa parte di quella politica, io adesso, come ho già detto a suo tempo, lo ripeto, so quello che sto dicendo, il governo sta cercando di mettere anche qui una succursale della mafia. La gestione dei clandestini è stata affidata alla mafia, come abbiamo visto a Roma, da quella famosa come si dice, intercettazione, dove uno di quelli di Mafia Capitale diceva a un suo collega: assa stare a droga che a sé è illegale, vien con me che con i clandestini si guadagna di più ed è legale. A Resana eravamo senza spacciatori, ce li stiamo procurando forse. Forse se l'ex sindaco Mazzerato non fosse stato sfiduciato non sarebbe arrivato il commissario prefettizio e di logica i profughi gli obiettano i detrattori. È accaduto in tutti i comuni che non sono stati commissariati, comunque cosa vuoi? Questo è l'ennesimo fallimento di Mazzerato. Vero è che la decisione è stata presa, ma alla rassegnazione l'ex assessore risponde facendo opposizione. Qui dice: non staremo mai con le mani in mano, non ci sarà nessuna tendopoli con impianto di illuminazione, riscaldamento e brandine, né la prevista fornitura di pasti con assistenza sanitaria e pulizia. I profughi qui non arriveranno mai, annuncia Bottero. Cercheremo di mettere in moto una resistenza passiva e gandiana, cercheremo di chiedere a tutte le aziende, a tutte le persone di non collaborare.